Una giornata, quella di oggi, di formazione importante qui a Lombardo Radice, dove si stanno affrontando, grazie all'intervento, degli esperti dell'AID, dell'Associazione Italiana Dislessia, una serie di argomenti fondamentali per il mondo della scuola. Noi oggi stiamo focalizzando l'attenzione su, i bisogni educativi speciali e sui disturbi specifici dell'apprendimento. Argomenti di una ricchezza incredibile, per i quali non si hanno mai abbastanza strumenti se non si conoscono profondamente. Questi strumenti sono importanti per noi docenti, gli strumenti della conoscenza profonda di queste argomentazioni, per poter creare un percorso formativo di successo, quindi per promuovere il successo dei nostri alunni e delle nostre alunne, affinché, possano vivere quella gratificazione, seppur in presenza appunto di disturbi specifici dell'apprendimento o altri bisogni educativi speciali, possano conoscere la gioia di un percorso senza ostacoli, che li porti poi al successo formativo, che significa successo di vita, perché come dico sempre, soprattutto ai ragazzi, la vita, quella vera, comincia alla fine del loro percorso scolastico. E queste sono tematiche che dovremmo affrontare continuamente, dovrebbero essere approfondite continuamente dalle 2 agenzie preposte alla crescita dei nostri ragazzi, da una parte sicuramente la famiglia e dall'altra la scuola. Noi speriamo di procedere su questo, cammino di formazione, per, dare tutte le opportunità ai nostri docenti e quindi ai nostri ragazzi di poter veramente raggiungere questo successo.